Ah, eccomi qua. Che stanchezza. Ehi, finalmente sei tornato. Sei uscita stamattina. Sì. A Rosì stato tutto sto tempo. Vuoi prega mo' a racconto pure a te? E perché? Che ti è successo? Ma la moglie era principale. Stamattina mi ha detto, vai dal fioraio e fatela un mazzetto odoroso. Anzi, se tiene qualche camella, accattala pure. Io sono stato al fioraio e la giurita mi ha dato un mazzo di camella. Che mi ha risposto, dovete andare alla caserma. Sono andato alla caserma, ho trovato un soldato che mangiava, ha giurito, paese ma hai una camella. Che mi ha risposto, se non te ne vai ti arriva una camella in capo. Scem, quella signora voleva i cameli, non le cammelle. Le cameli, sai, sono fiori. Beh, saranno fiori nuovi, io non l'ho sentito mai. Meno male che mi sono ricordato che la signora voleva un mazzetto odoroso. A così sono giunto al mercato, ha giocato un po' di petrosino, un po' di vassenicola, una bella cipolla. E un mettiamo in dobro. È buono pure per broro. E per fare queste due cose ci è voluto tutto sto tempo. La verità, sono giunto a trovare la casa per quando ci hai mai sposato. E l'hai trovata? Proprio come la volevo io. Al quinto piano, senza ascensore. C'è la porta quando si entra. Un corridoio lungo 7 metri e 10 centimetri di circonferenza. E che è una cannola dell'acqua? Sì. Poi c'è il salotto, camera da pranzo, camera da letto, la cucina e c'è sta pure... E chi le ci sta rindando tutte le case? Sì, no, ma quello è il nostro è per 4 persone. E che ci chiama 4 a 4? Dimmi una cosa, è bella casa? Bellissimo. La camera da letto è proprio come la desideravo io. C'è 4 finestre, una a rete, una innanzi, una a destra e una a sinistra. T'affaccia qua e c'è sto carcere. T'affaccia là e c'è sto macello. A destra ospitale e a sinistra o camposanto. E tu pretendi che io venga in quella casa? Tu sei pazzo. Ma la persona è buona. Sai quando si paga un mese? 2.329 lire. 2.329 lire un mese? Allora è buono veramente. Ma sei sicuro? Sicurissimo. Tu sai, io non so né leggere né scrivere, ma i numeri conosco buono. Ha fatto pure un contratto. Affitta al signor Beniamino Patanelli il quattino per la somma mensile di lire 2, 3, 2, 9, 0. Quale 22.329 lire? Tu hai firmato per 23.290 lire. No, non ne capito niente. Affitto, eccetera, eccetera. Per lire 2, 3, 2, 9, 0. E sono 23.290. No, ma cretina, 2, 3 e 9, quanto fanno? 2.329. E allora è come righia. E lo zero non lo conto. Scemo, o zero non conta mai. Lo zero non conta quando sta innanzi, ma quando sta a rete cresce. A rete? Sì? Sì. Beh, sto fatto che a rete cresce non lo sapevo. E mo come si fa? Non ti preoccupare, nel contratto c'è scritto che se non si dà l'anticipo il contratto è annullato. Mo va bene. Caro mio, mi parano 1000 anni che ci sposiamo. Ma che ho detto? Ti sono tutte in notte, pure stanotte da Gesù-nata. E che ti sei sonnato? Ma Gesù-nata che stavamo tutti e due in un bello giardino. Tu eri distesa sull'erba così, alla sopina, e tanti uccelli ti volavano intorno. E tu avevi un uccello in mano, un altro sulla spalla, un altro uccello sulla pancia, nato non mi ricordo Rode, Niven. Ti sono nato un brutto suono. Perché? E perché le penne portano pene. Le penne portano pene? Sì. No, ma quelli uccelli che ho sognato io erano uccelli senza penne. Ci capite? Erano uccelletti di nite, che li piccerille. No, che piccerilli, che erano ogni piazza uccelli, erano pelosi, ma Chi è? O io, guarda morto! Favorite? Grazie. che vi devo servire, Don Peppino? Don Beniamino, a sto biglietto della lotteria che vi è attaccato il mese passato. Perché? Perché? Io mi ricordo la serie o numero e se non mi sbaglia, avete vinto il primo premio. 150 milioni. Digite qua, che sta la serie del biglietto vincente. QU. E chi sti suoi numeri? 6,
71 e 29. Don Peppi, che state dicendo? La verità. Oh, mamma mia bella, mamma mia ne riscienziella. Oh, finalmente, Beniamino, mo sì che ci potremmo sposare, milionari. Ci venuto il primo premio, 150 milioni. Andiamo, Beniamino, ancora mio, dacci un biglietto. Un biglietto. Fammi. Piano, oi, noi, dimmi il numero, Marina. 6. Sei, lo tengo. 71. 71, che sto pure lo tengo, ma vai avanti. 29. 20, come rito? 29. Santa Barbara, Sì. chiamatemi breve. Che è successo? Datemi l'olio santo. Beniamino. Ma che non Beniamino? Oh, sto svenendo. Ma che è, Beniamino? Sto sudando freddo. Ma si può sapere che è stato? Ho 29, Maria. Ho 29. E me? Non lo tengo. Non lo tiene. No. E come ci sposiamo senza 29? Spiegate meglio. Maria, l'ultimo numero del biglietto mio è 39 e non 29. San Crispino mio, produttore di tutte le scarpate. Statevi zitta, io dove vengo? Me ne va. No. Piano, Mamma mia. piano, Beniamino, guardiamo meglio. Oh, sei o tieni? Sì, chi sto tengo? 71. Sì, pure chi sto tengo? Io ho 29. Io ho 29 che non tengo, Maria, io ho 29 non lo tengo. E che numero tieni? 39. Dammi sto biglietto, fammi vedere. Guarda. 6, Oh. 71 e 39. 39. Serie FU. Beniamino, tu non tieni ne ho 29 ne ho Q, perciò come voleva vincere? Quando sono sfortunato, non tengo manco Q. Io 29 non ci penso. Oh, 29 non ha valore. E perché? È perché i milioni non si vendono con 29, si vendono con Q.